Uè, voglio, tappo, chi sto video è perché sto mi spaccim. Lote, rinala, cuppini e short, ruttangul, bastard, frascetum, microb, locene sfunnate, tufa incavacata, l'offa imbalsamati e stuprevate, che ha violentato una bambina di 11 anni, con la scusa di accudirla tradendo la fiducia dei suoi genitori. Sentite che capoggia sfugò. La procura di Prato ha chiesto la misura di custodia cautelare in carcere per il prete di Calenzano, vicino Firenze, arrestato lunedì scorso per violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Don Paolo Glenzer, di 70 anni, attualmente ai domiciliari, ha partecipato all'udienza e ha risposto alle domande poste dal giudice sui suoi rapporti con la bimba e ha confermato che non si è trattato di un caso isolato, ma ha negato che la piccola fosse stata incoraggiata all'incontro dai familiari. Mi sono affacciato durante l'ora di cena verso la terrazza, ho visto il prete uscire da casa con la bambina, lì per lì non l'ho vista più rientrare, anche ho palesato la mia preoccupazione a mio padre, sono sceso, sono andato lungo la strada, ho visto la macchina del prete e li ho trovati in macchina. Stai a stemma facci in rap. Grande luce ne sfunnate, piezzi in ufa incavacata. Sta latina si è sfocata che sta l'offa imbalsamato facessi che sta manetta scina e castronza scazzata. Poi solietta che era che sguarda sprummacata. Tu panare casinova che sta uola la varnacchia. Sta latina in strada nuova materista in tu specchio. Guai notte con tu nera. Una frunenza la terra da mettesse per scoppetta per bruttone la braghetta. Ma come si fa? Famiglia cristiana omette il suo volto, ma non vi preoccupate che ve lo faccio vedere io. Tu figlio è una puttana, guardatelo bene. Sta faccia è Giovanni Rana Rattus, Don Paolo Glenzer, che tradotto significa Don Paolo Rattus. Guardatela sta latrina, guardatela sta luce. Ha violentato una bambina di 11 anni appartandosi in macchina, e questo tutte le sere, spesso e volentieri. Quando a un certo punto alcune persone si sono insospettite, sono andate a vederlo e l'hanno colto sul fatto a questo prete del cazzo. Hanno trovato a questo pirata sfiatata con la bambina che aveva i pantaloni abbassati e la maglietta alzata. Ma tutto ti potresti inventare. Il che cosa è andato a dire alla polizia? Voglio tenetevi forte che mi sta partendo un diechita morta, che non lo posso fare caccia, ci fuori la giafanata parte. Parlate me chi da morta! Ah, scusate le Rafa. Ha tenuto coraggio di ammettere che era stata lei a prendere le iniziative. T'amore rinduo fatil! Come si può ammettere una vergognosa affermazione del genere? Ma che tiene in capo? Scienza pigliata a Maometto da redovicola. Ma mettete scorna all'uomo! E tu dovresti smuovere le coscienze, dovresti perdonare i peccati, portare sulla retta via. Ma senta a quella retta via ti portassi a cauce in culo però. Fino alla porta di Santo Pietro. Ma una cosa del genere è una cosa folle. È sempre di sue iniziative. La creatura pigliata, che la macchina ti accompagnate pure fino a un posto appartato. Spiegate meglio, luate meglio sta curiosità. O forse ti ha minacciato con la pistola ad acqua. E un poverettino non ha potuto fare altrimenti di usare un moscia peluche che tiene in mezzo ai cosci. Che la vuole a moscia appicciata. Ma che ragionamento è? Mannaggia, mi si mette a fare croce con la mano a storia. E allora se vogliono pigliare l'iniziativa a ruba, che facevi? Lo primo che ti metteva la cazzetta in capo. Ma un atteggiamento del genere me lo sarei aspettato da una persona comune, ma non anuprevete. Basta, voglio, basta. Non si può mettere più la vita dei bambini in mano a dei pazzi, che siano preti, genitori, insegnanti, basta. Sta gente quando ha a che fare che creatura dovrebbe fare dei test psicologici ogni 2 settimane, perché è così che si rovinano delle povere anime e si marchieranno di cose che rimarranno per tutta la vita. Condividi anche tu se sei indignato. Se ti sei rotto il cazzo di queste atroci, abominevoli persone e la chiesa nasconde pure il volto, condividete e diffondete questo cazzo di video prima che lo rimuovano da Facebook. Devono vedere chi cazzo è. Ma quando cazzo lo prendiamo un provvedimento serio? Quando? In questo paese del cazzo. Fate che perdono e prigione. Che ci vuole sta castrazione chimica, amputazione a crudo di palle e pisello e slada magna con limone a tipo cozza annanzi a tutto quanto. A così si cagnasse Nicco. Forse è un po' crudo quello che dico, ma non si può giocare con la vita dei bambini. Ed in nome di Dio si dà scumbra a gente. E a te, preva di sfaccim, sei di Prato?
E a Prato ti facesse tornare per concimare il prato che fronaro ci vanno a pisciare i cani sopra e l'estrema unzione oltre il cane. Taronghi, vieni a qua. Nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen.